Sono Raffaele Moccia, titolare dell'azienda agricola Agnanum. In questo momento ci troviamo all'interno dell'ultimo, diciamo, degli ultimi 2,5 ettari di vigna di cui mi sto occupando da qualche anno e che partono dall'entrata del Bosco degli Astroni, quindi è prettamente confinante con l'entrata del Bosco degli Astroni, e poi estendersi verso il comune di Pozzuoli per ulteriori circa 15 ettari. Stamattina eravamo intenzionati tra l'altro a raccogliere il piedirosso, ma il tempo ci ha un attimino bloccato, infatti ci troviamo a cospetto di vitigli storici che ho trovato all'interno di questo appezzamento, e parliamo di un piedirosso che tranquillamente supera i 100 anni ed altre varietà che comunque erano sempre presenti all'interno della restante parte del mio vigneto, di cui sempre me ne sono occupato, insomma, da bambino. Infatti la mano con cui è stato piantato tutto quell'intero vigneto era sempre la stessa, quindi le percentuali di altre varietà, tipo come qui abbiamo una vite di uva Cupello Giusummina ed altre varietà, quindi sia bacca bianca che bacca rossa, rapportate al piedirosso e alla falanghina, più o meno sono lo stesso. Quindi ci stiamo preoccupando ulteriormente comunque di lasciare lo storico e innanzitutto di non addomesticare troppo le viti. Infatti il sistema di allevamento arcaico con cui si approcciavano alla viticoltura da secoli chi ci ha preceduto, io l'ho rimasto tal quale, non ho assolutamente cambiato nulla, anche se questo mi costa ulteriori sacrifici nella conduzione, e tra l'altro con viti che hanno dei tralci che si allungano dal fusto per anche oltre 10 metri per poi produrre all'estremità. Ciò, voglio dire, fa pensare tranquillamente che le produzioni sono limitatissime. All'interno di questo terrazzamento, ad esempio, possiamo contare le viti, ne sono se no una decina, e che se invece avessimo deciso di impiantare un nuovo vigneto con sesti di impianto attuali o AQO o anche pure un Silvù per il piedirosso al massimo, avremmo tranquillamente prodotto 10 volte in più con una percentuale di viti tranquillamente 10 volte superiore. Quindi